Oggi fa freddo e male tempo fa. A casa il latte non è buona sta. Facciamo sto bello rotolo di zucchine, prosciutto crudo, formaggio spalmabile. Venite a presa a me, pigliate carta e penna, vi faccio vedere cose. Per fare il rotolo di zucchine, la prima cosa ci sono i cucuzzelli. Mezzo chilo di zucchine, 100 g di farina 00, prosciutto crudo, 3 uova, formaggio spalmabile, un po' di parmigiano reggiano e se tenete due nocellini ci mettete la roba, vi faccio vedere. E un lievito istantaneo, pane angeli. Come sempre pigliate la ratta a casa e vi facete la solita rattata, ma non la rattata per farci i peste, per farci verde, perché che quando vi vedono si sbattono sano, quindi faccio tutto arraggiato per il cucuzzello e rattate i cucuzzelli, ok? La roba che avete rattato tutte le zucchine, che avete fatto una bella sfugata e una bella rattata, unite la farina, le uova, parmigiano reggiano, una puntella di sale, non mettete assai perché il sale si mette sempre più poco, perché quando una cosa è insipida si può aggiustare, quando è salata non si può aggiungere più. E abbiamo a fare un misca francesco così, e la miscata tanto bella, formate una cremina, lo faccio aprire. Poi prendete una mezza tazzina di latte, ci versate il lievito, questo qua è istantaneo che vi ho fatto vedere, facete una miscatella e lo aggiungete al misca francesco di cucuzzelli che avete preparato precedentemente. La miscate buona, ecco qua. Ora prendete la placca da forno, mettete un po' di carta che stacca da forno e ungetela, zevate la ruota, tanto bella. Ecco qua, a sentimento, con cuore, come faccio. Poi pigliate tutti i misca franceschi che avete fatto con i cucuzzelli e ce lo ravagate dentro la placca e usate orecchine. Orecchine non è come che la gente che ci gira attorno quando ci serve qualcosa e ci viene alla crepiere. Orecchine è la spatola. In italiano si chiama spatola, in napolitano lo chiamiamo orecchino, come la gente che non serve. E piano piano ve lo distribuite sulla placca da forno, così. Distribuitelo bene in modo uniforme. Mentre facete tutto questo preparamento, scarfate il forno a 175 gradi, poi vi dico i minuti. 175 gradi per 30 minuti, ogni tanto c'è da dare l'uccidiello, tenetelo d'occhio. Eccolo qua ragazzi, è pronto. Lo appoggio un poco qua, lo faccio raffreddare e dopo vi faccio vedere come cuciamo bello. Ragazzi, eccolo qua, è pronto. Lo pigliamo tutto a gemendo e ci meniamo a coppa, ci facciamo una bella alleccata. Ecco qua, spalmatele tanto belle, tutti i bordi, ad riempire i bordi. Lo faccio aprire. Le nocelle che vi ho fatto vedere prima le ho sfrantumate, vedete? Ah, così. E ce le metto sopra, ce l'ho messo giusto per dare quel tocco di croccantità, se vi piace. Se non vi piace non ci mettete. Non faccio vedere come sono saporite. Io ci metto il crudo, prosciutto crudo, ma voi se volete ci potete mettere il prosciutto cotto, la mortadella, il salame, quello che volete e quello che tenete in casa. Guardate qua che bellezza, guardate. Ui, oggi mi sento giotto, ho già fatto un dipinto, ho già fatto un rotolo. E adesso è arrivato il momento di arrabbiarlo, tanto bello. Aiutatevi sempre con la carta
che lo avete cotto, arrabbiato, guardate quanto è bello, guardate, è una creatura per me, guardate che bello figlio che ha fatto, un rotolino micio. Ecco qua, ora ci tagliamo due belle felle perché io già quando hanno fatto. Ieri ha fatto una bolognese a bianca, era rimasto un piatto in più, mia mamma ha detto me lo conservi, me lo mangio domani a pranzo. Mio figlio si è svegliato stanotte, si è mangiato tutto un piatto di macaroni da nonna, ma erano due felle che sta a pranzo e la faccio arretrare, la faccio tornare a camminare a nonna. Guardate qua, guardate qua che bellezza. Facciamo un cornicione, se ci piace. Ecco qua, ma non dico assaggiamo, sapete perché? Perché sono le 9:30 la mattina e onestamente a questo diciamo mangiare un cornetto. Guardate qua. Ma questo qua me lo metto in frigo e me lo mangio questa sera. In questi giorni tengo una bella sorpresa per voi, ok? Un bacio e buona giornata a tutti quanti.